Un saluto ai nostri amici telespettatori. La trasmissione di oggi è particolare, affronteremo un paio di argomenti insieme alla dottoressa Silvana Cremaschi, che è neuropsichiatra. Ricordiamo che per diversi anni la dottoressa Cremaschi è stata dirigente primario del reparto di neuropsichiatria infantile a Udine. Dovremmo averla in linea. Buongiorno dottoressa Cremaschi, come sta? Sta bene? Bene, bene, buongiorno a tutti. Io so che lei in questo periodo è particolarmente impegnata insieme ad un gruppo di medici, nel senso che sta cercando di organizzare un team di volontari che diano una mano per quanto riguarda determinate prassi, determinate pratiche che servono nell'intero iter appunto dell'emergenza Covid, nell'iter sanitario. Come intendete muovervi? Che cosa intendete? Che cosa proponete, insomma? Beh, intanto la cosa è nata da alcuni, diciamo, giovani pensionati, cioè neopensionati medici che quindi hanno fatto attività fino adesso e che si trovano a casa in pensione e vedono che c'è un bisogno, no? Che c'è un bisogno per la cura del Covid, ma anche per il supporto alle persone, per il tracciamento dei casi incontrati, eccetera. E quindi ci siamo rivolti al distretto e al Dipartimento di Prevenzione e abbiamo detto siamo disponibili. Siamo partiti in 3 o 4 e siamo già una ventina, perché in verità sono tanti i colleghi che sono disponibili a fare delle cose così, di volontariato, sapendo che questa cosa può essere utile. Di fatto quello che cominciamo a fare è si chiama pre-tracing, con un linguaggio sempre mediato dalla lingua inglese. Cioè nella giornata stessa avvisiamo le persone che hanno fatto il tampone quel giorno lì dicendo guardi che il suo tampone è risultato positivo. Quindi da subito isolamento, avvisi tutti i suoi parenti, si faccia l'elenco delle persone che ha incontrato nelle ultime 48 ore, negli ultimi 2 o 3 giorni e si rivolga al medico curante per la spesa così, per i farmaci così, si chiede al suo medico, arriverà una telefonata più strutturata da parte del Dipartimento, ma lei intanto prepari tutte queste informazioni. In questo modo diamo una piccola risposta nell'immediato alle persone che sono un po' in ansia perché hanno fatto il tampone e non sanno che cosa questo comporterà e prepariamo una strada per velocizzare poi anche il percorso che il Dipartimento farà il giorno o i 2 giorni successivi, insomma. È una piccola cosa, ma può essere utile. Ecco perché è proprio questo, no, il problema, che uno non sa, non ha l'ufficialità in mano, quindi non può riprendere a lavorare e rimane bloccato a casa, anche se risulta, magari in maniera non ufficiale, negativo al tampone. E infatti, per cui è importante saperlo, e saperlo tempestivamente, e l'importante è supportare il sistema sanitario che abbiamo e che si sta dando da fare, che è un po' in sofferenza, ma riesce bene o male a dare delle risposte, però se gli semplifichiamo la vita, aiutiamo il sistema sanitario e supportiamo molto di più i cittadini, insomma. Ecco. Però io mi attaccherei subito a questo dicendo che fa bene anche a noi, perché di Sì. fronte alle emergenze le persone attive e in grado di muoversi hanno come immediata reazione quella di darsi da fare per dare una mano agli altri, no? E questo ci sta aiutando molto, cioè ci sentiamo un pochino più utili, un po', cioè sembrava di essere un po' senza senso, sta fermi lì a salvare il mondo stando sul divano, no? Ecco, allora questa stessa riflessione io la farei anche per altri, cioè noi medici cominciamo a fare questo e adesso avremo qualche incontro per capire meglio come possiamo essere d'aiuto. Ci sono tanti compiti, chi come me ha una formazione di tipo psicoterapeutico può dare un aiuto anche nel supporto psicologico agli operatori, ai parenti, ai pazienti che siano a domicilio, che siano in ospedale, anche via Skype, ovviamente in sicurezza, però si può fare. Chi ha un'attività più clinica può dare una mano per i vaccini, per i tamponi, chi è un po' più vecchietto e deve stare un po' più protetto, però questo lavoro al telefono di contatto lo può fare, quindi organizziamoci. Insomma, e questo è quello che possono fare i medici. Però
una cosa che da subito abbiamo visto come importante è che la gente a cui viene detto, bene, da oggi lei sta fermo a casa, si domanda, ma per fare la spesa, per prendere i farmaci, per portare il cane a fare un giretto, cosa faccio se sono a Ecco, casa da solo? ecco che qui Eh, entrano in ballo i giovani costretti a rimanere a casa, quando esatto. chiaramente non devono studiare, perché ci sono tanti ragazzi che fremono, che vogliono ritornare sui banchi di scuola, soprattutto quelli parliamo degli studenti delle scuole secondarie e superiori, perché gli altri, elementari e Già medie, stanno andando. vanno a scuola, quello è un altro discorso. Però per i più grandi effettivamente ci sarebbero tante possibilità, senza portare via chiaramente tempo allo studio. Boh. Nella mia vita ho vissuto periodicamente, avendo fratelli più grandi e fratelli più piccoli, una serie di situazioni di emergenza, dall'alluvione di Firenze al terremoto del Friuli, al terremoto dell'Irpinia, a tutta una serie di situazioni in cui i giovani sono partiti e si sono attivati per dare una mano. Questa situazione è una situazione strana, perché è una situazione in cui non è così facile capire come mi attivo e i ragazzi e i giovani di questo hanno bisogno, cioè hanno una impulsività e un bisogno di agire per cui di fronte all'emergenza possono essere preziosi, ma anche possono trovare un senso a quello che loro fanno in questo periodo della loro vita, trasformando l'emozione privata del oh che disgrazia, questa cosa che ci è capitata, in un'emozione pubblica che è fare politica poi, che è il problema di tutti, affrontiamolo insieme. Io credo che anche adesso questa cosa si possa fare. Certo, noi adulti non l'abbiamo mai vissuta prima, quindi non siamo in grado di dare dei consigli, no? Dobbiamo inventare insieme, devono essere i ragazzi stessi che inventano come trovare una dimensione pubblica del dare una risposta, perché l'alternativa è quella di chiudersi, di isolarsi, di deprimersi. E invece è possibile se ogni quartiere avesse un gruppo di 10 ragazzi tra i 18 e i 25, Sì. tra i 16 se i genitori sono d'accordo, che in tutta sicurezza però vanno al supermercato e portano a casa la spesa, la lasciano fuori dalla porta e si fanno passare i soldi in qualche modo, che vanno in farmacia, che si danno la disponibilità per portare a spasso un cane o due cani un giorno sì, un giorno no. Ecco, tutte queste cose farebbero bene ai ragazzi e sarebbero un modo per affrontare una situazione di emergenza più condiviso, meno isolato, meno chiuso, meno solo. Ecco, anche a livello di quartiere, no? Sarebbe importante agire. Infatti avete cominciato anche a operare in questa direzione. Sì, abbiamo visto che qualche quartiere già un pochino si è mosso, Mm, per cui io ho presente i Rizzi, per esempio, che hanno consegnato, a me sono le buche delle lettere, una dépliant, un volantino, in cui hanno detto hai bisogno di una mano, questi sono i numeri, telefonici. Mi sembra un bellissimo esempio, mi piacerebbe molto che venisse fatto da altri. Ecco, noi qui, io abito nella zona ovest della città, c'è un'associazione di quartiere, stiamo cercando di capire come contattare i giovani. Ma potrebbero anche essere le scuole o l'università che li contattano, no? Perché, per arrivare a loro. E se fosse possibile, quartiere per quartiere, avere un gruppetto di giovani che si danno disponibili per questa cosa, non porta via molto tempo, ma è sicuramente più utile che star fermi a disperarsi. No? certo. Ma che cosa comporterà questa situazione anche per i giovani un domani? Perché magari i più piccoli forse superano più facilmente, ma chi è maggiormente consapevole, gli adolescenti, no, probabilmente si rendono più conto rispetto ai più piccoli di questa situazione anomala, di questa situazione strana. Allora, è vero e continuiamo a leggere di previsioni infauste, Sì, costruiremo generazioni di sbandati, di tristi, di disperati. L'adolescenza è il momento dell'innovazione, è il momento del cambiamento, è il momento in cui si affrontano cose nuove trovando soluzioni nuove. Per cui io sono convinta che i nostri ragazzi questo percorso lo faranno e troveranno risposte e soluzioni che noi non abbiamo pensato, perché noi abbiamo affrontato altre cose prima. Però un pochino dobbiamo lasciarglielo fare, cioè dobbiamo metterli in sicurezza, garantire che tutti i dispositivi siano presenti, che il distanziamento ci sia, che le cose vengano fatte bene, ma dobbiamo permettere loro di agire per contrastare la situazione.
perché il rischio di chiudersi con un computer e di fermarsi, isolarsi dentro se stesso è così. Le E fiabe ci raccontano che l'adolescenza è fatta della bella addormentata, che si addormenta e chiude tutti i rapporti col mondo per 100 anni. Però la bella addormentata è anche il principe che a cavallo del cavallo bianco sbaraglia tutti i mostri, eccetera, e va a salvare il mondo. E in ognuno di noi c'è questo e quello. C'è il rischio della chiusura completa, il rischio dell'agire troppo, in modo troppo impulsivo, ma il bisogno anche, uno, di rientrare in se stessi, due, di agire per dare una mano agli altri. Noi ai nostri ragazzi dobbiamo dare queste due dimensioni, dobbiamo permettere loro di trovare delle soluzioni. Non si può fare. ecco, da qui anche la dimostrazione di questi ragazzi che abbiamo visto fuori dagli istituti scolastici, no? Addirittura vogliamo tornare a scuola. Allora, da una parte questa chiusura, praticamente si comunica solo attraverso computer, cellulare, dall'altra parte invece c'è effettivamente questa volontà di socializzazione, questa volontà di stare insieme agli altri. Forse da questo periodo, da questa emergenza, impareremo anche questo, i nostri giovani impareranno anche questo, Io che è credo bello che stare insieme. tutti sentiamo molto forte il bisogno e il piacere di stare insieme con gli altri. Quando riusciamo a stare insieme con qualcuno ci rendiamo conto di che bellezza di rapporti avevamo e come sarebbe brutto perderli. Allora, con i ragazzi in più c'è anche questo, che i loro 16 anni sono adesso. Non è che possiamo dire, vabbè, vivrete queste cose fra 5 anni. Adesso io ho 15, 16, 17 anni, adesso devo vivere. Allora, devo vivere con gli altri, perché il gruppo, i coetanei in questa fase della vita sono importanti. Che poi il gruppo sia fatto di suonate di chitarra sulla spiaggia e col sole, speriamo tra un po', o che sia fatto di riunioni in chat, o che sia fatto di passeggiate all'aperto in 3 o 4 a distanza, i ragazzi sono capaci di trovare il modo, ma vanno responsabilizzati e vanno un po' aiutati a trovare le risposte. Io concluderei questa parte con un vecchio refrain che dice non c'è buono o cattivo tempo, c'è buono o cattivo equipaggiamento, no? Attrezziamoci, ma sappiamo che la vita va vissuta. Ringraziamo la dottoressa Silvana Cremaschi, grazie per la sua preziosa partecipazione. Io spero di averla prossimamente ancora ospite delle nostre trasmissioni. Grazie per essere stata con noi, grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito. E quindi la rubrica Family, Salute e Benessere oggi termina qui, ci vediamo la prossima settimana sempre alla stessa ora. Arrivederci.